29 gennaio 1980 il vice direttore della Montedison Sergio Gori cade massacrato sotto i colpi delle Brigate Rosse. 12 maggio 1980 il vice capo della Digos di Venezia Alfredo Albanese, che stava indagando proprio sulla morte di Gori, viene trucidato dagli stessi assassini. È la maestra del piombo e del sangue, la maestra delle Brigate Rosse, giunta all'inizio degli anni 80 la fase più violenta e incontrollata. La colonna veneta delle BR è tra le più attive e spietate, e dentro il gruppo armato c'è anche Vittorio Olivero, residente al Lido di Venezia. Dopo la scoperta di 2 covi delle BR ci sarà anche lui fra i condannati coinvolti a vario titolo negli omicidi Gori e Albanese. Condanna a 16 anni per banda armata. Per lungo tempo Olivero era scomparso dalle cronache come molti ex compagni. Dopo aver goduto della semi-libertà era ritornato un cittadino libero a tutti gli effetti. È riemerso ora quasi per caso e per i motivi peggiori. Quando i carabinieri di Venezia hanno capito che l'apparentemente tranquillo 62enne, ritenuto uno dei più grossi spacciatori di cocaina del Lido del Centro, era proprio l'ex terrorista, hanno fatto un salto sulla sedia. Sono arrivati a lui durante un'indagine sullo spaccio di droga che un mese e mezzo fa aveva portato all'arresto e alle denunce di alcuni giovani del Lido. In breve, era emersa prepotentemente l'attività dell'uomo, che frequentava bar e ristoranti cinesi e giocava spesso con i videopoker. In questi locali riceveva i clienti. Senza più concorrenti, era diventato il principale pusher tra Lido e centro storico. I militari hanno preparato la trappola con attenzione data la pericolosità del soggetto. Trappola scattata sabato sera lungo la strada provinciale 81, all'uscita dell'autostrada Milano-Venezia. Auto bloccata, perquisizione e arresto. Nella vettura i militari hanno trovato 2 etti di cocaina purissima in sasso, oltre a 10 dosi già confezionate e pronte per lo spaccio. 20.000 euro netti sul mercato solo con quella tranche. Per l'ex brigatista che disprezzava i soldi del capitalismo, le cose erano decisamente cambiate.